Si fa sempre più avvincente il campionato di terza categoria con le due capolista che viaggiano a braccetto, Montallegro e Atletico Licata, che non perdono un solo colpo. Il Montallegro ha battuto facilmente per 10-1 il fanalino di coda Virtus Realmonte, mentre più sofferto è stato il successo dell'Atletico Licata del presidente Gaetano Profumo, che ha dovuto sudare tantissimo per avere la meglio sulla terza in graduatoria Eraclea Minoa, che si è arresa solo ad un quarto d'ora dalla fine ad un colpo di testa di Angelo Bona, che vedete nelle immagini riprese al Dino Liotta di Licata. È stato un match bello ed avvincente. La squadra di casa, allenata da Alberto Licata, ha sicuramente meritato il successo, ma non ha affatto demeritato l'Eraclea Minoa, che esce tra gli applausi dei numerosi tifosi venuti a Licata fin da Cattolica Eraclea. Diventa decisivo alla ripresa del campionato dopo la sosta pasquale il derbissimo che si giocherà a Cattolica Eraclea tra l'Eraclea Minoa e il Montallegro. Potrebbe beneficiare l'Atletico Licata se riuscirà a vincere il suo confronto esterno. Mancano 3 giornate alla fine e ancora tutto può succedere per quanto riguarda il primo posto. Davvero bello ed avvincente questo campionato di terza categoria, con delle partite che sembrano veramente di categoria superiore.